Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi parliamo di una rivoluzione che ha cambiato la nostra vita, il treno. Questa invenzione non ha solo trasportato persone, ha fatto una cosa più importante. Ha unito l'Italia del nord e del sud, superando ostacoli difficili. Ma cosa pensava la gente nel 1839 di questo rumoroso mostro di ferro? E come hanno fatto gli ingegneri ad attraversare le montagne per collegare tutto il paese? È stata una sfida tecnica e umana grandissima, un lavoro incredibile che ha unito tutta l'Italia, dal mare alle montagne. Per capire veramente questa rivoluzione, dobbiamo fare un viaggio indietro nel tempo. Dobbiamo tornare all'anno 1836. Siamo a Napoli, la capitale del Regno delle Due Sicilie. In quegli anni, Napoli era una delle metropoli più grandi e importanti d'Europa, proprio come Parigi o Londra. Le strade erano piene di gente, di carrozze eleganti e di cavalli, ma nell'aria si sentiva voglia di novità. In questo contesto storico arriva un uomo straniero. Si chiama Armand Bayard ed è un ingegnere francese molto capace. Bayard ha un'idea fissa in testa, un progetto che sembra impossibile per l'Italia di quel tempo. Lui vuole costruire una strada di ferro. Vuole portare a Napoli una tecnologia che stava nascendo in Inghilterra, la ferrovia. Bayard chiede di parlare con il re, Ferdinando II di Borbone. L'incontro è decisivo. L'ingegnere spiega al re che il futuro del mondo non è più nei cavalli, ma nel vapore. Gli racconta di macchine potenti capaci di trascinare carrozze pesanti senza stancarsi mai. Il re Ferdinando è un uomo curioso e moderno, ascolta con attenzione e capisce che questa è una grande opportunità per il suo regno. Non vuole solo un divertimento per la corte, vuole dimostrare all'Europa che Napoli è una città moderna. Così, il 19 giugno 1836, il re firma ufficialmente la concessione. È un momento storico. Da quel giorno iniziano 3 anni di lavori molto duri e complicati. Non è stato facile costruire la prima ferrovia d'Italia. Gli operai dovevano preparare il terreno lungo la costa, proprio davanti al mare, tra la città di Napoli e la zona di Portici. C'era però un grosso problema. L'Italia non aveva ancora le fabbriche giuste per costruire queste macchine. Non c'era l'industria pesante. Per questo motivo Bayard deve comprare tutto all'estero. I binari di ferro e le locomotive vengono costruiti in Inghilterra, nella città di Newcastle, e poi viaggiano via mare fino al porto di Napoli. Intanto, la città osserva i lavori con molta preoccupazione. Lo scenario sulla costa era cambiato. Centinaia di operai spaccavano le pietre sotto il sole caldo del sud, mentre posavano lunghe sbarre di metallo sulla terra. La gente comune non capiva tutto questo. Infatti, molti pensavano che fosse un'opera pericolosa. Dicevano: come può una macchina di ferro camminare da sola? Esploderà sicuramente. Ma nonostante le critiche e la paura, i lavori andavano avanti giorno dopo giorno. Il re aspettava con ansia e l'ingegnere Bayard controllava tutto. Ogni dettaglio doveva essere perfetto per il grande giorno. Finalmente arriva il 3 ottobre 1839. È una data indimenticabile per l'Italia. A Napoli c'è il sole e l'aria è piacevole. Migliaia di persone sono arrivate per vedere il miracolo. La folla è immensa.
C'è la nobiltà con i vestiti eleganti, ci sono i soldati in alta uniforme e c'è tantissima gente del popolo. Pescatori, artigiani e bambini cercano di vedere qualcosa tra le teste degli altri. Al centro della scena c'è lei, la protagonista assoluta, la locomotiva chiamata Vesuvio. È una macchina nera, lucida e grande, costruita in ferro. Per la prima volta gli italiani sentono un odore nuovo e forte, l'odore del carbone bruciato. La locomotiva butta fuori vapore bianco e dietro di lei ci sono le carrozze. Non sono tutte uguali. Quelle per il re sono chiuse e rosse, mentre le altre sono aperte, simili a panchine su ruote. A mezzogiorno in punto arriva il segnale. Il re Ferdinando II sale sulla carrozza reale con la sua famiglia. L'ingegnere Bayar, emozionato, dà l'ordine di partenza. All'improvviso, un rumore fortissimo rompe il silenzio della piazza. È il fischio del treno. La folla fa un passo indietro per la paura, molti si coprono le orecchie. Le pesanti ruote di ferro iniziano a girare lentamente, facendo tremare la terra. Poi il ritmo aumenta. Il treno parte avvolto da nuvole di fumo nero. Il viaggio dura solo 11 minuti. Il treno percorre i 7 chilometri che separano Napoli dalla città di Portici, correndo lungo la riva del mare. Per le persone di quel tempo è una sorpresa incredibile. Viaggiare a 50 chilometri orari era come volare. Nessuno era mai andato così veloce sulla terra. Chi era a bordo guardava fuori dal finestrino e vedeva il mondo cambiare. Le case, gli alberi e il vulcano Vesuvio passavano veloci davanti agli occhi, quasi impossibili da vedere bene. Quando il treno arriva finalmente alla stazione di Portici, la gente applaude e grida di gioia. La banda musicale ricomincia a suonare. La paura è finita, ora c'è solo meraviglia. Il re scende col sorriso e saluta l'ingegnere francese. Tutti hanno capito che il mondo è cambiato per sempre. È iniziata l'era della macchina. Quel giorno, sotto il sole di Napoli, l'Italia è entrata ufficialmente nella modernità. Passano gli anni e arriviamo a una data fondamentale. Il 1861. Nasce ufficialmente il Regno d'Italia. Sulle carte geografiche il paese è nuovo, ma nella realtà i problemi sono enormi. Gli italiani non si conoscono tra loro. Chi vive a Milano non è mai stato a Palermo e chi vive a Roma non conosce Torino. Spesso non parlano nemmeno la stessa lingua, ma solo dialetti molto diversi. Ma a dividere il popolo non erano solo le parole. C'è un ostacolo naturale gigantesco: le montagne. L'Italia è attraversata dagli Appennini, una lunga catena di monti che divide l'est dall'ovest come una spina dorsale, e al nord ci sono le Alpi, un muro di roccia che ci separa dall'Europa. Viaggiare in carrozza da una città all'altra richiedeva giorni, a volte settimane, su strade pericolose, piene di fango e di ladri. I fondatori del nuovo Stato capiscono subito una cosa: per fare l'Italia bisogna fare le ferrovie. Il treno diventa lo strumento per cucire lo stivale, proprio come un ago con il filo. Ma costruire i binari in Italia è molto più difficile che in Inghilterra o in Francia, dove ci sono grandi pianure. Qui bisogna combattere contro la natura. Inizia così una sfida ingegneristica incredibile. Migliaia di operai iniziano a scavare dentro le montagne per costruire le gallerie. È
È un lavoro buio, duro e spesso pericoloso. Con picconi e dinamite, questi uomini aprono la strada al treno nel cuore della terra. I risultati sono impressionanti. Nel 1861 il Regno aveva solo 2000 chilometri di ferrovie. Dopo soli 10 anni, i chilometri erano diventati più di 6000, collegando quasi tutte le grandi città. Quando queste linee vengono completate, le distanze si accorciano. I prodotti del sud, come le arance, l'olio e il vino, possono arrivare sui mercati del nord in pochi giorni, freschi e pronti per essere venduti. Ma il cambiamento più grande è quello umano. Le stazioni ferroviarie diventano il nuovo cuore delle città. Sono luoghi pieni di vita, di addii commoventi e di abbracci felici. Grazie al treno, le famiglie divise potevano finalmente riunirsi. Un giovane in cerca di lavoro poteva partire dal sud per andare al nord, oppure un commerciante veneto poteva vendere le sue merci a Napoli. Grazie a quei binari e al sacrificio di tanti lavoratori, gli italiani hanno iniziato a incontrarsi, a parlarsi e a sentirsi, per la prima volta, un unico popolo. Nel corso del Novecento, il treno è cambiato ancora. Il vecchio vapore, con il suo fumo nero, ha lasciato spazio a una nuova energia: l'elettricità. L'Italia è stata uno dei primi paesi al mondo a cambiare sistema, rendendo i viaggi più puliti e rapidi. Ma la vera trasformazione è arrivata negli ultimi anni. Bisognava fare qualcosa di più. Bisognava accorciare davvero le distanze tra il nord e il sud. Così è nato il progetto dell'alta velocità. Non si trattava solo di costruire treni nuovi, ma di creare linee speciali, dritte e moderne, separate da quelle vecchie. Proprio nel 2008 arriva il protagonista di questa nuova epoca, il Frecciarossa. È un treno bellissimo, colorato di un rosso acceso, che ricorda le famose auto sportive italiane. È un prodotto 100% italiano, progettato e costruito interamente nel nostro paese. È un gioiello della tecnica che viaggia regolarmente a 300 km/h. Se pensiamo al 1839, quando andare a 50 all'ora sembrava un sogno impossibile, capiamo quanto siamo andati avanti. Oggi il viaggio è un'esperienza totalmente diversa. A bordo non c'è più il rumore forte del ferro che fa tremare tutto, ma c'è silenzio e stabilità. Anche le montagne non fanno più paura. Tra Bologna e Firenze, il treno passa quasi tutto il tempo dentro gallerie moderne e illuminate, attraversando gli Appennini in pochi minuti senza fatica. Per questo motivo si dice che l'alta velocità è diventata la metropolitana d'Italia. Le grandi città sembrano vicine, quasi come se fossero fermate dello stesso autobus. Questo ha cambiato la vita delle persone. Oggi chi lavora può fare colazione a Milano, andare a una riunione a Roma e tornare a casa per cena. Un viaggio che 2 secoli fa richiedeva giorni, adesso si fa in meno di 3 ore, leggendo un libro in totale tranquillità. Le distanze si sono accorciate e il paese è più unito. Siamo partiti dalla piccola locomotiva Vesuvio, siamo passati per l'elettricità e siamo arrivati alla potenza del Frecciarossa. La tecnologia cambia, ma l'obiettivo resta sempre lo stesso: permettere agli italiani di incontrarsi e scoprire le bellezze del proprio paese. Così finisce la nostra storia di oggi.
Il treno non è stato solo un'invenzione tecnica, ma il filo di ferro che ha cucito insieme l'Italia. Dalla prima scintilla a Napoli fino alla velocità del Frecciarossa, questa macchina ha sconfitto le montagne e accorciato le distanze, trasformando tanti popoli diversi in un'unica nazione. Ci insegna che nessun ostacolo è troppo grande quando c'è la volontà di incontrarsi. I binari ci ricordano che il progresso vero non serve solo ad andare più veloci, ma a sentirci più vicini, a condividere idee, affetti e culture. È la prova che, anche se la tecnologia cambia, il desiderio di viaggiare e scoprire la bellezza del nostro paese resta eterno. Se vuoi continuare a scoprire i protagonisti, i luoghi e le tradizioni che raccontano l'anima dell'Italia, resta con noi. Ogni settimana un nuovo viaggio ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.